questa favolosa, permetti di dire, questa sera, perché io sono veramente, sono felice che siate qua, vada tutto bene, che ci siano oppi di genere e che il mio soprattutto discorso vi giunga attivamente, perché io sono... Scusa, è il mio momento, grazie. Allora, quindi dicevo che sono felicissima, per cui anche Belle ed io... Angela, non si sente... Angela. Ma insomma, il mio momento, la mia gente, il mio territorio, il mio tutto. E tu vieni a dirti tutto. No, non si sente perché c'è... Senti Angela, vai a fare un due gelati che no. Vai. Un applauso. Applauso che si occupa. Allora, buonasera a tutti. Buonasera, state bene? Tutto bene? Sì, va bene. Perfetto, grazie. Allora, prima di cominciare con lo spettacolo Giochiamo al Cabaret, a nome della compagnia delle Creme e della compagnia filodrammatica Miss Furlanza, Miss San Lorenzo di Fiumicello, ci siamo sentiti in dovere di appendere la bandiera gialla con scritto Verità per Giulio Regeni in simbolo di aiuto, di fratellanza. Dunque, adesso... Excuse me. How do I get to the train station? The train station. How do I get? How do I get to the train station? Where is it? Ah, sì, ho capito. Allora, vede laggiù. Yes. Continui, vada dritta per... No, di là. Oh, lovely. Thank you. Oi vita mia, oi cuore, vedi tu cuore, si stato un bimbo amore, io bimbo è l'ultimo sarà per me. Oi vita mia. Italy, very beautiful. Pizza and ice cream, very good. Oh, pizza, spaghetti, Florence, Rome, Napoli. Ah, però italiano malandrino. Orologi, pizzette, sigarette, buonasera, vuole qualche cosa? What? Ah, le cozze le ho finite, mi spiace. No. Mi spiace, no. I'm English. Do you speak? Ah, un speak e span pure che l'ho finito, mi spiace. Che salutasce, lo vuole? I don't understand. Ah, no, non si stende prima. Prima si lava e poi si stende. Lo vuole? Sorry. Ah, sono da chi? No. I have a problem. You can help me. Ah, You can. no, niente donne qua. Tutte cose regolari. Una sera, tutte cose regolari. Madonna, come questi stranieri drogati. Ma No droga. In my house, in mia casa. Ma che pareva? La casa chi la tiene? Sono gli stranieri. Che pareva? Casa. In my casa, there is a mouse. Ah, quindi non solo la casa, ma pure un museo ci prende. No, le carte, tutte quelle cose. No museo. I mean a mouse. Squeak. Ah, un squeak! Eccolo qua! No. Eccolo qua! No comprare, no squeak. Ho capito. In my house, in mia casa, there is a mouse. Ho capito, vuoi la strada per un museo? Allora guarda. No museum. In my house, there is a mouse. Squeak. Oh, tieni una zoccola in casa! Zoccola? Un topo! Yes. This is my problem. I have a topo in my house. Ah, sì, capitato nel posto giusto, guarda. Vedi, questa è la trappola. Oh, thank you. Oh, fanno chi? No. Thank you, grazie. Allora,
Mo ti spiego come funziona, questa è una trappola. Please. Apri la trappola. Open the door. E dopo te la do. Ma aspetta un momentino che ti spiego. Prendi un pezzo di formaggio. Cheese, certo, è morto che deve essere quel formaggio. Cheese. Allora lo metti dentro. Insect. E gli insetti arrivano, certo, la mosca, le zanzare e tutte quante cose, ma pure dopo, quando sento l'odore. Si smerda, certo, si smerda sicuramente, tutto po' smerdone, che voglia fare, ma l'importante è che rimane chiuso rinto. Yes! No! Non escono. Aspetta, ma che pazienza. Adesso te lo rispiego. Prendi sta trappola, apri la trappola. Dopo te la do, che tieni fretta, un momentino. Poi prendi su pezzo di formaggio. Accise, come ce l'avete? Vive in Inghilterra, sta cosa. E poi lo metti dentro. Gli insetti, le mosche, le api, tutto quante cose arrivano, ma pure dopo quando rimane il chiuso rinto. Tu dopo smerda, va bene, anche lui ti rende gli si dà. Oh, maronna mia. Ma l'importante è che dopo rimane chiuso dentro. Yes! No, non escono. Aspetta un momentino, tu non hai capito niente. Allora prendi sta trappola, apri sta trappola. Dopo te la do, mo ti spiego. Prendi sto pezzo di formaggio, lo metti lì, acciso, fettuso, come cavolo, dai, sto formaggio. E metti dentro pure le zanzare tigre, le mosche elefante, tutto quanto arrivano dentro. Lo metti dentro pure dopo quando rimane chiuso dentro sicuramente. Smerda, dopo scagazzone, di qua di là, da tutte le parti, non te ne puoi. Ero comunque anche dopo quando rimane chiuso dentro. Yes! Non esco! Oh, ma siete gli stranieri, duri. Oh, maronna mia. Non capite niente. Arrivederci, buonasera a tutti. Allora, direi di saltare sull'introduzione, andiamo subito al dunque. Allora, ci racconti uno dei suoi casi più intricati. Beh, vediamo. Un giorno ero nel mio ufficio quando ad un certo punto una ragazza altissima mi fa dei cenni alla finestra. Come fa a dire che era altissima? Ero al secondo piano. In quel momento suona il telefono e capisco che qualcosa non sta andando nel verso giusto. Come mai? Non avevo il telefono. In quel momento qualcuno bussa al campanello. Come sarebbe a dire bussa al campanello? Non c'avevo il dream. La ragazza tira fuori dalla borsa un pappagallo viaggiatore con un messaggio legato alla zampina. Che cosa diceva? Un messaggio legato alla zampina. Ma non il pappagallo, il messaggio. Era un invito a indagare in casa di una nobildonna. La signoria vostra è invitata in casa della marchesa tal dei tali per indagare sull'omicidio appena accaduto. Gradito l'abito scuro. Che mania quella dell'abito scuro. E pensi che avevano costretto anche il pappagallo a travestirsi da pinguino. Qual è stata la sua prima mossa sul luogo del delitto?
Ho messo in riga tutti, tranne il maggiordomo. Come mai lo hai escluso? Era immorto. Il giorno stesso ho visto uno sconosciuto in cucina. Lo hai interrogato? Sì, ha preso 6 meno meno. Come mai sospettava di lui? Aveva regalato alla marchesa un disco. E quindi? Le aveva detto che era una bomba. Ha tentato? Sì, ha tentato, ma poi lei non l'ha ascoltato. Ma alla fine come hanno ucciso il maggiordomo? Ammazzata? Vuole dire ammazzato? No. Ammazzate. Quindi con una mazza? Sì, E allora? ho risolto il caso. No, ma aspetti, chi ha ucciso il maggiordomo? La Colf La colf. Come mai? ha usato una mazza da Colf. Oggi è il nostro quinto anniversario di notte. Chissà se mio marito se l'è ricordato. Ma sì, di certo mi aveva fatto una bella sorpresa. Anzi, vado a dirgli che ho prenotato al nostro solito romanticissimo ristorante. Amore! Ale, mondiali, 4 anni che aspetto. Italia. Sono preparato tutto, bandiera, birra, popcorn, TV e chi mi ferma qua? Brutto libero. Amore? Te lo sei scordato? Non devo scordarmelo. Sono 4 anni che l'aspetto, Ah, io pensavo che te lo fossi scordato. Scordarmi. Ma guarda che per me è una passione questa, cosa vuoi? Come sei romantico, tesoro. E io che pensavo che ti saresti scordato del nostro quinto anniversario. Anniversario, no? Tesoro, ho prenotato al nostro ristorante. Ah, sì. Sì, cara, ma... No. Cosa? Ma no, non puoi venire così. No, cosa c'è? Ma con quel vestito? No. Fa schifo. Amore, ma me l'hai regalato tu. Ma sì, cioè era bello, 2 anni fa andava di moda, adesso no, non puoi venire con quello lì, dai. È il nostro anniversario, cara. Vado a cambiarmi. 2 minuti ci sono. 90, grazie. Signore e signori, buonasera, benvenuti. Ci colleghiamo in diretta dallo stadio Meazza di Milano per seguire la finale dei mondiali Italia-Germania. E attenzione signori, perché vediamo che lo stadio è veramente gremito. Vediamo sugli spalti il pubblico che fa il tifo. Aleo. E il pubblico è caldissimo. Adesso vediamo anche la tradizionale ola. Cretino, sincronizzati. Sì, ma io ho detto il pubblico fa la tradizionale ola. Insieme, Vabbè, se l'Italia perde per favore. Ma andiamo avanti. Attenzione perché le squadre stanno per entrare in campo. La banda sta per suonare il tradizionale inno d'Italia. Per favore, in piedi. Fratelli d'Italia, l'Italia sedette.
E ora segnaliamo alcuni giocatori della squadra italiana: Buffon, Nesta, Cannavaro, Materazzi, Di Biagio, Di Livio, Di Conte, Di Maldini, Del Vecchio, Del Piero, Del Vieri. E l'arbitro sta per lanciare la tipica monetina per stabilire chi batte per primo. Testa batte l'Italia che sceglie la palla. Ecco che l'arbitro fischia il tradizionale calcio d'inizio. Conte passa Di Livio, scatta sulla fascia, mette al centro per Vieri, lancia a sinistra per Del Piero, salta l'avversario, corre verso la fascia, Del Piero, ma non succede nulla. Del Piero, ed è gol! No, i capelli più forti, veramente la squadra italiana si sta dimostrando degna di questo più su. Sì. Uno spettacolo straordinario, un gol fantastico. Lei l'ha visto? No. Magari vedo il replay adesso. È un gol unico, Vediamo il replay. Tanti anni. Adesso si diceva? Replay? Sì? Ah, la regia mi sta dicendo che purtroppo c'è un problema e non sarà potuto, si potrà trasmettere il replay dell'azione, ma è stato appena mandato il replay. Lei si è girato. È stato bellissimo amici. Ma la partita continua, l'arbitro fischia e si batte la palla e il possesso è per la squadra tedesca naturalmente. Wurstel, Telefunken, Kartoffeln, Grati, tomata, parata del portiere, c'è il rinvio oltre la metà campo, prende la palla Di Livio scatta sulla fascia, mette al centro per Vieri lancia da sinistra per Del Piero, salta l'avversario, corre verso la porta, Del Piero, gol! Fantastico, non c'era il pubblico in delirio. Qua su, sì, qua. Un gol fantastico, ma attenzione, uno dei giocatori tira la palla fra gli spalti del pubblico. E senti, devi recuperare la palla per vedere la partita. Il tifo. Ma abbiamo appena trasmesso il replay dell'azione, un'azione fantastica. Mi ridì il pallone che dobbiamo continuare, grazie, lasci pure qua. E adesso l'arbitro fischia alla fine del primo tempo e adesso ci sarà l'esibizione del corpo di ballo che canterà la canzone ufficiale dei mondiali con il grande cantante Ricky One, per gli amici Ricchione. Bellissimo intervento musicale. Bene, inizia il secondo tempo. Batte Kartoffeln, Wurstel, Grati. Ma attenzione Maldini che passa Di Livio, scambia con Del Piero, gol! Un gol fantastico! Ma no! Non si era mai visto! La partita? Un gol straordinario, amici, ascolto, un gol meraviglioso. Volevi solo vedere la partita? Insieme ai nostri giocatori che sono Ah sì? A te straordinari. interessa solo la partita? Allora, sai cosa ti dico? Io adesso 5 minuti sono pronta e poi noi usciamo. Capito? Oh, basta, mi state rompendo le valvole voi due, mettetevi d'accordo. Almanacco del giorno 2. Oggi il santo del giorno è San Crispino. Auguri a tutti i Crispini, Crispine e Crispini. Ma la partita com'è finita? Non ci penso neppure per scherzo, ma chi è quella che mi ha dato quel colpo? No, io non la conosco. Amore, sono quasi pronta. Amore, sono quasi pronta. E tu non la conosci bene. Il sole sorge alle 6. Tramonta alle 17:40. Ci regalo il telecomando nuovo. Troppo poco. E adesso una ricetta per tutti gli amanti del culinario, un circolo di aviatori gay. Il videoregistratore, sì. Sì, ma quale vedi il video del
Io voglio il 24 testine con doppia velocità ARS, IBD, ITT, CGL, CISL, WILS, INAIL. Ma cosa una fortuna quello lì! E allora prendete un po' di sale in pastella. Va bene, te lo compro. Riprendiamo la partita, abbiamo visto i 3 gol dell'Italia, ma attenzione! È finita la partita, veramente straordinaria, l'Italia ha vinto, amici all'ascolto. Niente videoregistrattore. Non me lo compri? No! Dalla regia mi stanno dicendo che fanno una replica della partita subito dopo. Quando? Me lo compri subito dopo. Me lo compri il videoregistratore? E va bene. Sì, subito dopo il documentario sui cervi della Val Gardena. Beh, dopo il documentario sui cervi della Val Gardena ci sarà la replica della partita di calcio. Siamo pronti? No, veramente sai com'è la partita? Il videoregistratore. Ti interessava solo la partita, vero? No, ma sai, per dire 3-0, Allora, il videoregistratore. La Sai finale. cosa ti dico, caro mio? Io vado cena con lui. Tu rimani pure qui. Tu rimani pure a guardare il documentario sui cervi della Val Gardena. Sono nervoso oggi. Come mai? Non dormo. Hai provato a contare le pecorelle? Sì, ma me ne manca sempre una. Sono nervoso. Anch'io sono nervoso. Come mai? Non dormo. Hai provato a contare le pecorelle? Sì. Me ne avanza sempre una. Ecco dov'era, bastardo! Piuttosto. È precisa quella pistola? Sì. Se tu prendi il grilletto alle 8, questa alle 8 spara. Senti, ma hai fatto quel lavoro che ti ho detto di fare? Sì, Fitz, non ti preoccupare, è morto. Gli ho messo dell'acido nel caffè. Jim, ma così non è corretto. Lo so, Fitz, corretto e con gratta. Invece, dimmi, Julian, ci ho fatto a botte ieri sera. Gli ho spaccato tutti i denti. E lui? Ti ha messo sotto il cuscino e adesso è ricco. Fitz, la vita è proprio strana, sai. Oggi ci sei e domani non ci sei più, come il povero Giù. Che è successo al povero Giù? È morto stamattina. Una zingara gli aveva predetto che proprio giovedì mattina sarebbe morto. Com'è successo? Una zingara gli ha sparato. La vita è proprio strana, Jim. Certe cose non si possono capire. Certe cose non si possono davvero capire. Come non capirò mai quella volta che mio padre se ne andò di casa dicendo: vado a comprare le sigarette. E da allora non è più tornato. Scusa, ma tua madre non si sospettì? Non lo seguì? No, Fitz. Come poteva sospettare? E poi non poteva seguirlo lasciando la tabaccheria aperta con tutti i clienti. Ma almeno l'hai mai più rivisto? Sì, dopo 20 anni. Mi disse che era andato a cercare fortuna in Ruanda. In Ruanda? Sì, Fitz, glielo domandai anch'io. E lui mi disse: altrimenti che fortuna era?
Sai, ieri sera ero al night, ho appeso Manuel al muro. Quindi? Se non ci sta bene, Jim, ci metto una pianta. Hai sentito di John? John? È finito su tutti i giornali. Come? Stava rapinando un'edicola e il tetto si è sfondato. E invece hai saputo di Vladimiro? Vladimiro? Sì, No, che è successo? Vladimiro. Quel vecchio Vladimiro. Finalmente, con un cucchiaio è riuscito a scavarsi un tunnel. E dopo 3 anni è uscito di galera. Quanti anni gli avevano dato? 2. Perché là sotto ha perso la cognizione nel tempo. Fitz, ho il sospetto che nel tuo appartamento ci siano delle microspie. Cosa te lo fa pensare? Ieri ho trovato un micro impermeabile appeso ad un chiodino. Sai, ho ucciso Vladi. L'ho colpito alla gola. 44 magno? No, 41. 3 li ho mangiati io. Scusa Gina, sai che ora è? Sono le 9 e 5 secondi. E adesso? Sono le 9 e 8 secondi. E adesso? Sono le 9 e 11 secondi. Come passa il tempo? Soprattutto i secondi. Gina, è quasi l'ora X. Fitz, da quando ti regalai l'orologio con le cifre romane, ogni qualvolta sono le 10 dici che è l'ora X. Sì, scusami Gina. Sai, anzi, adesso dovrò anche andare. Mia moglie mi starà aspettando e mi avrà già fatto la cena. Sai, fa di quei piatti che ti si sciolgono in bocca. Cucina bene. No, non li scongela. Comunque Fitz, devo andare anch'io. Devo trovare un buon avvocato difensore. Per il processo? No, per la partita avvocati contro cantanti. Ciao Jim. Ciao Fitz. Ma cosa sei tu? Cara, che bello vederti, ma ti sei tagliata i capelli, stai benissimo. Trovi, vedi, appena mi sono vista allo specchio non la pensavo proprio così. Vedi, non ti sembravano un po' troppo ricci? Ma santo cielo, no? Sai anche volevo farmi un taglio così, ma non penso di avere il viso adatto. Forse è meglio che mi lasci così. Ma dici sul serio, io trovo che il tuo video sia adorabile. Anzi, secondo me potresti farti uno di quei nuovi tagli tanto alla moda. Saresti perfetta. Volevo farmene uno anch'io, ma avevo paura che avrebbe messo risalto il mio collo, e sai, non è che sia. No, questa è bella, non sai quanto mi piacerebbe avere il tuo collo. Qualsiasi cosa pur di togliere l'attenzione da queste spalle enormi. Ma sei impazzita! Conosco ragazze che darebbero chissà cosa per avere spalle come le tue. Tutti i vestiti ti stanno così bene. Guarda le mie braccia invece, vedi come sono corte. Se solo avessi un po' di spalle in più, non avrei problemi a indossare quello che voglio. Ma non farmi ridere, ma se tutti i ragazzi in casa hanno i tuoi piedi. No, comunque si fatto proprio tardi, devo scappare, tesoro, è stato bellissimo vederti. Arrivederci cara. Ciao. Ehi, ma... nuovo taglio? Sì.
Antena occhio, Antena occhio, antena occhio. antena occhio. Antena occhio, Antena occhio, antena occhio. antena occhio. Antena occhio, Antena occhio, antena occhio. antena occhio. Antena occhio. Come somministrare la pillola ad un gatto. Punto 1. Come somministrare la pillola ad un gatto. Punto 1. Prendete il gatto e sistematelo in grembo, tenendolo col braccio sinistro come se fosse un neonato. Posizionate pollice e indice sui rispettivi lati della bocca del gatto ed esercitate una pressione delicata ma decisa finché il gatto apre la bocca. Appena il gatto apre la bocca, inserite la pillola in bocca. Consentite al gatto di chiudere la bocca. Tenetela chiusa e con la mano destra massaggiate la gola per invogliare la deglutizione. Punto 2. Cercate la pillola in terra. Recuperate il gatto da dietro il divano e ripetete il punto numero 1. Punto 3. Recuperate il gatto dalla camera da letto e buttate la pillola ormai molliccia. Punto 4. Prendete una nuova pillola dalla confezione. Sistemate il gatto in grembo tenendo le zampe anteriori ben salde nella mano sinistra. Forzate l'apertura delle fauci e spingete la pillola in bocca con il dito indice della mano destra. Tenetegli la bocca chiusa e contate fino a 10. Punto 5. Recuperate la pillola dalla boccia del pesce rosso e cercate il gatto nel guardaroba. Chiamate qualcuno ad aiutarlo. Punto 6. Inginocchiatevi a terra con il gatto ben incastrato tra le gambe.
Tenete ben salde le zampe anteriori e posteriori. Ignorate il leggero ringhiare del gatto. Dite al vostro aiutante di tenere ben salda la testa con una mano, mentre inserisce una bassa lingua di legno in bocca. Inserite la pillola, togliete la bassa lingua e sfregate vigorosamente la gola del gatto. Punto 7. Convincete il gatto a scendere dalle tende. Annotate di farle riparare. Scopate con attenzione i cocci di statuine e i vasi rotti, cercando di trovare la pillola. Mettete da parte i cocci con la nota di reincollarli più tardi e, se non avete trovato la pillola, prendete un'altra pillola dalla confezione. Punto 8. Avvolgete il gatto in un lenzuolo e chiedete al vostro aiutante di tenerlo fermo usando il proprio corpo, in modo che si veda solo la testa del gatto. Mettete la pillola in una cannuccia. Forzate l'apertura delle fauci del gatto aiutandovi con una matita e usando la cannuccia come cerbottana posizionate la pillola in bocca al gatto. Punto 9. Leggete il foglietto illustrativo del farmaco per controllare che non sia dannoso per gli esseri umani. Bevete un succo di frutta per mandare via il saporaccio. Medicate il braccio del vostro aiutante e lavate il sangue dal tappeto usando acqua fredda e sapone. Punto 10. Recuperate il gatto dal garage dei vicini. Prendete un'altra pillola. Incastrate il gatto nell'anta dell'armadio in modo che si veda solo la testa. Forzate l'apertura delle fauci con un cucchiaio. Ficcategli la pillola in gola usando un elastico a mo' di fionda. Punto 11. Cercate un giravite nella vostra cassetta degli attrezzi e rimettete a posto l'anta dell'armadio. Medicatevi la faccia e controllate quando avete fatto l'ultima antitetanica. Buttate la maglietta e indossatene una pulita e intatta. Punto 12. Telefonate ai pompieri per recuperare il gatto dall'albero del dirimpettaio. Chiedete scusa al vostro vicino di casa che rincasando ha sbandato e ha fracassato la macchina contro il muro per evitare di investire il vostro gatto impazzito che attraversava la strada di corsa. Prendete l'ultima pillola dalla confezione. Punto 13. Legate le zampe anteriori e le zampe posteriori del gatto con una corda e legatelo al piede del tavolo. Cercate i guanti da lavoro e indossateli. Inserite la pillola nella bocca del gatto, facendola seguire da un grosso pezzo di filetto di manzo. Tenete la testa del gatto in posizione verticale e inserite 2 bicchieri di acqua in modo da assicurarvi che abbia ingoiato la pillola. Punto 14. Dite al vostro aiutante di portarvi al pronto soccorso. Restate seduti pazientemente mentre i dottori ricuciono le vostre dita alla mano ed estraggono i frammenti di pillola dall'occhio destro. Sulla strada per tornare a casa, fermatevi al negozio di arredamento per comprare un nuovo tavolo. Punto 15. Telefonate alla protezione animali per vedere se possono prendersi cura di un gatto mutante. Telefonate al più vicino negozio di animali per vedere se ci sono in vendita dei cricetti. Vorrei essere anch'io.
al TG a Miss Furlan. Ma passiamo subito alle notizie. Scatola di piselli scoppia in un supermercato. 5 donne incinte. Un bambino cade, si sbuccia in ginocchio e se lo mangia. Una donna mette alla luce un figlio e ne ringrazia. Rubato un carico di lampadine. La polizia brancola nel buio. Ritrovate le lampadine, si fa luce sul caso. Molto zucchero e annegato nel caffè. Moglie uccide il marito con un ferro da stiro. Aveva preso una brutta piega. Marito si butta dalla finestra, lascia la moglie, la figlia e la finestra aperta. Noto pregiudicato, vistosi circondato dalle forze dell'ordine, si è messo a sparare alla cieca. Domani si svolgeranno i funerali della poveretta. Arrestato Ercaccola. Si pensa a caso di una soffiata. Nuova lavatrice lanciata sul mercato, 4 morti e 11 feriti. Scontro frontale tra 2 carri funebri, un resuscitato. Crolla la borsa di Milano. La Sciura non trovava le chiavi. E ora pubblicità. Ma dove corri? Sto correndo in Nicola per uscire un nuovo numero di cazzate! Divertiti con le migliori cemenze, collezione le cazzate peggiori di sempre! Nel numero di questo mese, cosa c'era? Ah sì, l'intervista esclusiva a Ringo Starr che dice di essere sempre stato il chitarrista dei Rolling Stones! Per l'inserto storico della relazione d'amore segreta tra Marilyn Monroe e Carlo Magno. L'incontro torbido tra Gengis Khan ed Eric Honecker. L'intervista doppia tra Sandra Milo e suo figlio Emilio Infante e Rosanna Fratello con Carmen la sorella. E in più il regalo per voi a soli 10 euro, in regalo 10 euro, un pezzo di tonaco con 2 mosche morte, 2 taniche di Parma e il carico del dito di Valerio Marini. Inoltre vogliamo aggiungere un cofanetto zigrinato di pelle di lana, una delle più grandi canzoni della più grande musica italiana. Da Gigi Alessio a Marco Carena, Da Gianni Druri a Flavio Vento. corri nell'isola, Cazzate! Scusi, è uscito il nuovo numero di... e esce domani. Come domani? A me hanno detto che... uscirà oggi. Gli avranno detto una cazzata. Arrivederci! Scusi, ma quello è il numero di... Quello dentro una cazzata. Sì, ma così si è giocato una vendita. Un'altra cazzata. Cazzate! Corri nell'isola! Buonasera a tutti, spero che vi stiate divertendo. Beh, adesso dopo aver lasciato questi due, passiamo subito al prossimo sketch che tratta... Scusate. Pronto? Amore, 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 ho visto una pelliccia bellissima, tutta di marmotta bianca e nera e costa solo 4.000 euro. Posso comprarla, vero? Ma certo, cara, prendila pure. Amore, 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 sono davanti al concessionario e c'è una Mercedes che mi dice comprami, comprami. La mia macchina l'ho già tutta distrutta. Posso comprarla questa, vero? Dai, costa solo 40.000 euro, vero? Solo? Dai. Ma va bene, prendila pure, cara. Amore, visto che sei così buono, c'è una villetta in vendita a Cortina del... Bellissima, sembra la casa di Barbie. Che dici? Possiamo permettercela?
Costa solo 2 milioni di euro. Sì, possiamo permettercela, prendila pure. Grazie mille, amore. Ti amo, a dopo. Ciao cara, ciao. Qualcuno ha preso un telefono? Bene, buonasera. Avanti il prossimo. Salve. 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 Nome? Claudio Gregori. Attore, no? Attore sì. Ah, bene, ti ha portato qualche cosa? Sì, ho portato un monologo, si intitola L'audizione 2. Bene, prego. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Allora tranquillo che qui non la mangia nessuno, siamo tra amici, siamo qui in famiglia, via. Ah, no, avevo iniziato. Cioè, il suo monologo comincia con questa storia dell'emozionarsi. Sì. Mi scusi, No, dicevo, va bene, la prego, da capo allora. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi e quindi... Ma mi sta ascoltando? Sì, Ma no! ma anche adesso il monologo sempre... Sì, sempre... Mi scusi, sa, ma non conosco il testo e poi non conosco anche lei. No, certo, Però per dire. complimenti perché è così naturale, come dire... Ricomincio, Da capo, prego. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi... Ma mi sta ascoltando? Non so, neanche un cenno. Ma lei sul serio pensava che fosse finito? Sì. No! Scusi, sa, ma non lo conosco, cioè, si mette nei miei panni. No, si metta lei nei miei, scusi, Ma scusi, ma devo concentrarmi più io che lei. Vabbè, la prego, da capo, mi scusi. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi... Mi sta ascoltando? Non lo so, neanche un cenno. Ma lei sul serio pensava che fosse finito? Io... avrei bisogno di un po' d'acqua, posso prendere questa? Prego. No! Mi scusi, sono più forte di me. Ma appena ho parlato mi sono accorto di aver detto una cazzata. Vado da capo, Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi e quindi... Mi sta ascoltando? Non so, neanche un cenno. Ma lei sul serio pensava che fosse finito? Io... avrei bisogno di un po' d'acqua, posso prendere questa? Ecco, il monologo finisce qui. Se lei lo trova corto, posso allungarlo. No, mi sento... No! Non dica niente, la prego, da capo. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi... Mi sta ascoltando? Non lo so, neanche un cenno. Ma lei stasera pensava che fosse finito? Io avrei bisogno di un po' d'acqua, posso prendere questa? Ecco, il monologo finisce qui, se lei lo trova corto posso allungarlo. Adesso, in realtà la versione originale dura 10 minuti, pensavo di farne una versione più breve per il provino. In caso lei volesse avere più tempo per esaminare le mie qualità, io credo di aver capito. Sì, ho capito. Lei
sente importante a stare qui a giudicare dei poveri attori come me che cercano di svoltare una misera parte in uno spettacolo, diciamo, di infimo ordine. Già. Ma io me ne vado, sa? Me ne vado perché ho un orgoglio. Anzi, sai che cosa spero? Prima la lascio qui, sul suo scranno, a giudicare. Poi sa cosa spero? Io spero che quando lei se ne va di qua questa sera, vada a finire sotto un camion. È questo, quello che spero. Allora, che ne pensa? Beh, mi sembra bene. Buonasera a tutti. Oggi sono qui per dimostrare una teoria scientifica. Una teoria secondo il quale chi fa più sesso è più felice. Abbandiamo le ciance e cominciamo. Entri la prima persona. Buonasera. Buonasera. Lei quante volte fa sesso? Una volta al giorno. E come sta? Benissimo. Vedete? Chi fa sesso una volta al giorno è felice e sta bene. Grazie, arrivederci. Bene, facciamo entrare ora il secondo caso. La persona che fa sesso una volta alla settimana. Entri pure. Sera, lei quante volte fa sesso? Una volta a settimana. E come sta? Bene, non mi lamento. Vedete? Chi fa sesso una volta alla settimana sta bene, ma non troppo. Un bel applauso, prego. Ora vedremo un caso un po' più grave. La persona che fa sesso una volta al mese. Entri pure. Buonasera. Lei quante volte fa sesso? Una volta al mese. E come sta? Fa troppo lei. Vedete? Chi fa sesso una volta al mese non sta molto bene. Grazie, arrivederci. Un bel applauso per questo incoraggiamento. Ora vedremo il caso peggiore di tutti. Una vera disperazione. La persona che fa sesso una volta l'anno. Scusi, è lei la persona che fa sesso una volta l'anno? Sono proprio io! Ma perché è così felice? Ma perché l'ho fatto stasera? Buonasera e benvenuti a Ketzinger, il programma che ha detto alla scienza: prendiamoci una pausa di riflessione. A Ketzinger noi studiamo la fisica. Qual è quella forza che ci induce a spingere una porta su cui c'è scritto tirare? Ketzinger! Ketzinger, il programma che riunisce l'intera famiglia di fronte al televisore nel tentativo di spegnerlo. Ketzinger, ufologia, a Ketzinger. Se un ciclope va da un ottico, ha diritto al 50% di sconto. Ketzinger e la storia. Quando Attila è arrivato in Italia, hanno gridato Italia 1? Ketzinger e dislessia può colpire in qualsiasi momento. È vero? I veloiaristillettennendenger. Rapporti del terzo tipo. Perché avvengono? Ma soprattutto, perché dopo non richiamano? I misteri dell'evoluzione umana. Dopo il pollice opponibile,
Ci sarà un altro stadio in cui il dito sarà adatto ad alzare l'inizio del rotolo dello scotch? Ketzinger! Ketzinger, misteri degli animali. Ha più tentacoli un polpo in mare o un italiano a un buffet gratuito? Cartoni animati e tecnologia Ketzinger. Dopo il Tom Tom, inventeranno il Jerry Jerry? A Ketzinger sfatiamo i miti. La ricetta della prima pizza era una bufala? Ketzinger, è vero che si invitano persone famose nei programmi televisivi solo per tenere alti gli ascolti? Ve ne parleremo questa sera con Leonardo DiCaprio, Mina e Dio. Ketzinger, qual è quella forza fisica che attrae il mignolo del piede contro lo spigolo del comodino? Ketzinger è il rifiuto dell'evidenza. È già la quarta volta che trovo mia moglie in camera da letto con un tecnico Sky. Possibile che non si accorga che non abbiamo la parabola? Ketzinger, il programma di cui Marcel Marceau ha detto Ketzinger. Ketzinger, se dei marchesi mangiano fagioli e mettono gas nobili? Ma adesso il più misterioso dei misteri, la più fantasmagorica delle fantasmagoricità. Come avete fatto ridere a queste nostre stronzate? Ketzinger! Rieccoci con le ultime notizie. Fabbrica di cartigenica andata a rotoli. Adolescente complessata si chiude in se stessa, perde le chiavi e muore soffocata. Pazzo suicida si trae sui binari della Roma-Napoli. Muore con 9 ore di ritardo. Data l'esplosione demografica degli ultimi anni, recenti calcoli statistici hanno dimostrato che ogni secondo una donna mette a mondo un bambino. Il comando dei carabinieri ha diramato un comunicato con cui richiedono la collaborazione della polizia statale per trovare quella donna e farla smettere immediatamente. Bambino, scoppio di salute, 5 morti e 8 feriti. Morta la bambina del Mulino Bianco, le è caduto un pegolino in testa. Derubate 1000 scatole di sigarette e 200 kg di carote. La polizia cerca il coniglio precoce. Manovale cade da un'impalcatura e perde il braccio destro. La magistratura indaga sul sinistro. È stato scoperto attraverso studi approfonditi di sociologia che la causa principale del divorzio è il matrimonio. 2 carabinieri sono stati trovati morti in un drive-in per congelamento. Secondo accertamenti erano andati a vedere chiuso per l'inverno. Si è spento l'uomo che era andato a fuoco. E con oggi è tutto. Grazie e arrivederci. Oh, sto morendo di fame, non ce la faccio più. Cavolo.
Sì. Finalmente. Sono 5 giorni che non mangio. Basta. No, Come no? non puoi mangiarlo. Ma come? Non è tuo? No. Ma fammi. Mangia. Mamma mangia. Non ascoltare lei. Perché non ascoltare lei? No, Sono io la tua coscienza. Ma che coscienza? Io non ce l'ho la coscienza, bevo bene, ho soldi e il cibo. Ti prego, mangia. Allora, lei non ha bisogno di una coscienza, ma tu sì, caro, non mangiare. Non è vero, lui ha soltanto bisogno di me. Mangia, sono 5 giorni che non mangio. Guarda. Stai benissimo così, sta tranquillo. Ma non sta bene, non vedi, sta morendo. Ma non hai soldi per pagarlo? Ma cosa c'entra? Li troverà un giorno, piuttosto finisce in prigione. Ma come finisce in prigione? Ma certo. Ma tu sei pazza? Al cibo ogni giorno, però pensarci, almeno. Sì, ma si rovina la vita in prigione. No, ma che si rovina? Cioè, peggio di così. Cioè, ma scusami, tu adesso vieni qua, ti intrometti, sono arrivata prima, io decido Ma io, cosa c'entra? Io sono tipo dentro, guarda come ti vedo. Con la suora, ma dai, ma che bello. Comunque, devi ascoltare me. Ma Lei non capisce nulla. Oh, per l'amor dell'angelo, ma finisci. Ma è che diavolo, smettila di dire cazzate. Quindi mangia. Non mangiare. Mangia. Non mangiare. Mangia. Ma guarda, di Ma non puoi finire in prigione per una cavolata simile. Ma certo che Per può, un piatto almeno di mangia. spaghetti. Ma invece che ascoltare te. Ma deve rovinarsi la vita per un piatto di spaghetti. Ma sì, ma tanto Ma ci sono no. io dietro, dai, su. Ma che cosa non ci sei tu dietro? sì, non vedi che sei sono qua. egoista, ma finisci. Io egoista, ma finisci, ma Tu guarda che egoista. faccio, ti Ah, prego. ma vedi di finirla, dai. Ma va via, dai. Se n'è andato? Sì? È finito! Non è finito! Un'altra volta! Io Fitz! Sei in ritardo. Scusa Fitz. Ero qua fuori che discutevo con un vigile per una multa. Non riuscivo a capire che siamo in un paese libero e che ognuno ha i suoi diritti e doveri. Ero qui fuori. Stavo parlando con un vigile per una multa. Non riuscivo a capire che siamo in un paese libero, che ognuno ha i suoi diritti e doveri. Ero qui fuori, Fitz! Stavo parlando con un vigile per una multa. L'ho capito, sai, l'ho capito, non sono mica scemo. Ho capito che eri fuori che parlavi con un vigile per una multa e gli spiegavi che siamo in un paese libero e che ognuno ha i suoi diritti e doveri. Quelli che ti aspettavo, no? Imbecille. E sai, oggi ho avuto anche altri problemi. Sentiamo. Stamattina scendendo le scale sono caduto. Ma anche ieri mattina sei venuto scendendo dalle scale. E infatti sono andato dal medico. Che ti ha detto? Che ho avuto una ricaduta. Piuttosto, la rapina al casino? È andata male, Jim. Siamo entrati, abbiamo puntato le armi, ce le abbiamo perse subito. Tu invece, la rapina alla banca? Male, Fitz, male. Quando stavamo rapinando la banca, al capo gli è venuto un infarto nel capone. E come avete fatto a scappare? Gli ho tirato un pugno nell'occhio. Perché? Occhio non vede e cuore non vuole. Sai, ho fatto quel lavoro che il capo mi ha detto di fare. L'ho fatto schiantare contro il casello dell'autostrada. Gli hai tagliato i freni? No, gli ho smontato il telepass. Senti, ma la rapina alla posta? Siamo entrati e un attimo dopo eravamo già fuori. No, bene, un gioco da ragazzi. No, Fitz, una porta girevole. I ragazzi mi hanno detto che il povero Julian ci ha lasciato le penne. Ah sì, è vero, tieni. Quella rossa, mi raccomando, è per te, la blu è per me. Mi raccomando di non perderla perché non ha più la cartoleria. La mia è la sfera, dice il futuro. È incredibile. A me hai pensato al fatto che per strada
Oggi ci sei e domani non ci sei più. Ah, che strada. Sai, proprio a proposito, è morto Frank. Frank, L'hanno investito questa mattina. come fai a sapere? Non ho frenato in tempo, insomma. Fitz! Fitz! Tu sei stato a letto con mia moglie! Come fai a saperlo? Mi tiravate tutte le coperte! Beh, anche te sei stato a letto con mia moglie. Sì, è vero. Beh, quindi ora siamo parenti. No, Fitz. Siamo padri. Sai, stavo ripensando ai vecchi tempi. Quante ne abbiamo passato assieme. Ti ricordi di quella volta che ci sparavano le gomme? Ci ruppero anche i righelli. E ti ricordi di quando ci picchiarono? Quando ci picchiarono? Sì, Fitz. Erano in 8. 2 ci tenevano. Gli altri ci tenevano meno, ma minchia si impicchiavano anche loro. Sai, proprio ieri sono tornato nel nostro vecchio quartiere. Pensi che è tutto cambiato, eh? Sì. Dove c'era la tabaccheria, ora c'è la rosticceria. Dove c'era la rosticceria, ora c'è la tabaccheria. Dove c'era il ristorante, c'è la pizzeria. Dove c'era la pizzeria, ora c'è il ristorante. Non è che hai fatto la strada al contrario. Comunque, era nel nostro vecchio quartiere. Mi sono appoggiato ad un muro, ho acceso una sigaretta. E poi ho sentito una voce che mi diceva: chi sei? Chi sei? Chi sei? Era la tua coscienza, Fitz. No, ero appoggiato ad un citofono. Comunque, quante ne abbiamo passate assieme? Tu, io, il povero Mario. Aspetta, Fitz. Perché dici povero Mario? Non sai niente, quindi. No, Fitz. I marsigliesi l'hanno ucciso mentre mangiava un piatto di scaloppine. Accidenti, Fitz. È proprio vero. A volte basta un secondo e... È proprio vero, sì. Sono sempre i migliori ad andarsene. Ciao, Fitz. Finito? No. Non ho finito. Il treno regionale 1427 diretto a Varnopio è in partenza alle ore 7:32. Tu sei Mario Rossi, pesi 70,32 kg, ma con i vestiti che porti pesi 74,9 kg. No, che bilancia precisa. Scusi, può venire un attimo? Salite giù. Tu sei Mario Rossi, pesi sempre 70,32 kg, ma con i vestiti più Francesco e Claudio Bianchi in pesi 156,98 kg. Bilancia, grazie, arrivederci. Adesso la frego io. Adesso la frego io. Il treno regionale 1427 diretto a Varnopio è in partenza dal binario 14 allontanarsi dalla linea gialla. Tu sei Mario Rossi, pesi 70,32 kg, ma con le mutande pesi 70,88 kg. Sei un po' sovrappeso, il tuo peso ideale è 66 kg, mangi troppe porcherie. Adesso la frego io. Tu sei sempre Mario Rossi, pesi 70,32 kg e facendo così hai perso il treno, pirla! Tua moglie è incinta.
Sono 3 gemelli. Hai fatto la vasectomia 3 anni fa. Tua moglie non ti parla. Vuole il divorzio. È avvocato. Tuo figlio sta maturando. Ha una storia con la signora della porta accanto. Anche tu. Tuo figlio studia un sacco chiuso in camera sua. Trovi parecchi film porno nascosti nella sua stanza. Sei in alcuno di questi. Tuo marito è finalmente d'accordo. Basta figli. Non trovi le pillole anticoncezionali. Tua figlia l'hai presa in prestito. Tuo marito capisce di moda. Scopri che di nascosto si mette i tuoi abiti. Stanno meglio a lui che a te. Fai il tuo figlio il discorso delle api, dei fiorellini. Continua ad interromperti. Con correzioni. Tuo figlio ha il suo primo appuntamento. E con un uomo. È il tuo migliore amico. Tua figlia trova subito lavoro dopo la laurea. Come prostituta. Ha diversi clienti tra i tuoi colleghi. Guadagna più di te. Hai riso molto sentendo queste cose. Alcune storie sembrano quelle di gente che conosci. Una di quelle persone sei tu. Non fa neanche ridere. Ciao Jim. Ciao Fitz. Larry? Larry, non ti preoccupare Fitz, è morto. Gli ho sparato al cuore. Jim, ma il cuore dall'altra parte. Ma scusa, mi sono confuso. E quindi? Larry è ferito. Ciao Jim. Ciao Fitz. Non ho fatto niente. Ancora quello di prima può. Questa sarà lunga. Sono io 13 lunga. Sullivan. Salve signore e signori, benvenuti a questa nostra rubrica che comprende questo nostro gioco a premi telefonico finale che è la Miss Furlance Quiz Show. Noi speriamo che almeno dei nostri vincitori riesca ad aggiudicarsi il nostro favoloso premio in palio, che vi ricordo montare ad una settimana di soggiorno a titolo completamente gratuito in una località a scelta del nostro ipotetico vincitore nel corso di una delle 3 telefonate di questa sera. Speriamo che appunto almeno uno dei nostri concorrenti riesca ad aggiudicarsi il nostro premio in palio, ma direi di bandire le ciance per il momento e di passare subito, immediatamente all'azione. Quindi sentiamo chi è in linea. Pronto? Ciao, chi sei? Da dove simpaticamente ci stai chiamando? Erminia sono. Ciao Erminia, da dove ci chiami? Da Canicattì. Da Canicattì, splendida Canicattì, no? È una bellissima città, paese, posto. È un bel posto, sì, un bel posto, è il più bel posto delle Marche, degli Abruzzi, delle Puglie. La Sicilia chiamo. La Sicilia, è vero, la Sicilia è una sola ed è bella anche per questo, ma diciamolo Erminia, è bellissima la Sicilia per tante cose, ma sono belle tutte le regioni, diciamolo che uno va sempre in vacanza all'estero quando ci sono Tanti di quei bei posti in Italia. Sì. Le patate sono diventate Un piatto parecchi. I gatti sono molto più indipendenti. Dei cani. Sean Connery è molto più bello adesso che da giovane. È vero, che bello il foto, starei delle ore a guardarlo. Sì, pure io. Il cinese è un po' stufato. Non ci sono più le mezze stagioni. Senti Erminia, prima di passare nel vivo dell'azione di questo nostro gioco a premi telefonico, come nostra costumanza noi vogliamo far conoscere sempre meglio il nostro concorrente di volta in volta al nostro simpaticissimo pubblico a casa e quello altrettanto simpaticissimo qui in studio. Quindi vorrei farti qualche domanda per sapere un po' di cose di te, per conoscerti meglio. Tu per esempio cosa fai di bello nella vita, Erminia? Casalinga sono. Bello. E di brutto cosa faresti allora? Raccolgo lo sterco di cavallo e lo metto ad essiccare in camera mia. Cosa serve? Ah, niente serve. Allora è inutile.
Ah, però brutto, È brutto, è vero. Hai ragione. Senti, tu hai detto che vivi a Canicattì in Sicilia. Sì. In Sicilia c'è il mare. Tu vai spesso al mare? No. E come mai non ti piace recarvici? Beh, diciamo che sono un po' pienotta. Ah, sei grassa. Grassa. Sono un po' in salute. Sei grassa. Mediterranea sono. Sei grassa. Sì, sono grassa. Ma non importa perché tutti quanti noi vogliamo che tu, malgrado la tua orrenda pinguedine, riesca ugualmente ad aggiudicarsi il nostro favoloso premio in palio che, ti ricordo, a montare di una settimana di soggiorno a titolo completamente gratuito in una località a tua scelta. Ma nel caso tu dovessi vincere, dove ti piacerebbe andare se tu vincessi questo ipotetico premio, Erminia? A Canicattì. Ah, Canicattì, Sicilia, patate, champagne. Va bene, però per vincere questo premio ci devi dire esattamente cosa leggi sul monitor che in questo momento viene raffigurato anche sul tuo teleschermo. Non vedo bene. Ai, non è la risposta giusta, dobbiamo salutarti e passare alla seconda e penultima telefonata. Applauso alla nostra Erminia. Penultima telefonata della serata. Pronto? Ciao, chi sei? Dove simpaticamente ci stai chiamando? Pronto, complimenti! Oh, che felice, signor Paro! Grazie. Io lo seguo tantissimo, io e tutta la mia famiglia! Grazie. E lei è veramente in gamba, complimenti! Grazie, guarda, ti interrompo subito. Dici innanzitutto come ti chiami? Catafalco Luisa! Allora, Luisa, se è vero che ci segui con tanta assiduità, allora lo avrei capito, Luisa, che la nostra è una trasmissione a conduzione familiare, no? Ci sentiamo tutti una grande famiglia, Luisa, no? Quindi, ti prego, diamoci del tu. Sì, va bene! Chiamami pure per nome! Catafalco. Sì, anche perché Luisa non mi fa impazzire. Sì, bene, Catafalco. Sempre Catafalco, appunto, come nostra consuetudine e costumanza, noi cerchiamo di far conoscere il nostro concorrente di volta in volta, il nostro simpaticissimo pubblico a casa, quello altrettanto simpaticissimo qui in studio. Quindi anche a te vorremmo porre qualche domanda, sapere un po' di cose di te, conoscerti meglio. Per esempio, sento dalla tua voce che non sei più giovanissima. Beh, non sono proprio una bambina. Sei vecchia. Vecchia, non sono proprio una giovincella. Sei vecchia. Vecchia, non sono proprio un virgulto. Sei vecchia. Sì, sono vecchia. E sei sposata? Sì, sono sposata da 30 anni. Complimenti, è un matrimonio molto longevo. Hai figli? Sì, ho un figlio da poco. Un matrimonio così duraturo, un figlio piccolo? No, mio figlio ha 28 anni. Ma scusa, Catafalco, hai testé detto che hai un figlio da poco? Sì, da poco conto. Sai, è un po' scemo, non sa far niente. Ho capito. Comunque, in ogni caso sei una madre, una donna di casa, una moglie, una casalinga, ecco, proprio per conoscere quella che potrebbe essere la corrente di pensiero di una donna che come te, appunto madre, moglie, adesso che ormai sono più di 17 anni che siamo entrati nel 2000 e nel XXI secolo. Ecco, una domanda che adesso non mi viene, aiutami anche tu, Catafalco. Per esempio, credi che da un punto di vista prettamente teoretico, il ruolo libre della donna, vedo che fa operato, il valore intrinseco di per sé immanente della femminilità, quasi presentificandone le prime realtà compenetratesi, quasi a modificare l'assetto deontologico dell'Esiade stessa, o la vigiato? Io so far bene le lavagne, le lasagne. Simpaticissima la nostra Catafalco. Beh, noi tutti quanti tifiamo per te, tutti quanti noi vogliamo che tu, prima di tirare le cuoia, malgrado la tua veneranda età, riesca ad aggiudicarti il nostro favoloso premio in palio, che nel frattempo è arrivato a 3 mesi e mezzo di soggiorno a titolo completamente gratuito a Canicattì in compagnia di Erminia.
E vai! Però per vincere questo premio ci devi dire la frase che in questo momento viene raffigurata anche sul tuo piccolo teleschermo. Vai, spara! Un momento che prendo gli occhiali. Hai toppato anche tu, dobbiamo salutarti e passare alla terza ed ultima telefonata della serata. Pronto? Grazie, passiamo al catapalco. Ciao, chi sei? Dove simpaticamente ci stai chiamando? Pronto? Deborah, come stai? Stai nuda lì? Pronto? Pronto? Deborah, Pronto? Deborah, sei lì? Vero? Credo ci sia una simpatica interferenza. Pronto? Non è Deborah? No, questo è la Miss Furlan Spin Show, è un gioco a premi telefonico che si sciorina nell'arco di 3 telefonate. Ma che sei il marito? No, io sono il conduttore, E io che devo fare? Beh, visto che sei riuscito a prendere la linea dell'ultima telefonata della serata, direi di giocare insieme. Giochiamo. Fantastico entusiasmo. Allora spara, dici chi sei. Luigi. Ti chiami Luigi? Mario. Qual è il tuo nome, Mario? Oreste. Benissimo, vai. Senti, prima di giocare insieme a te vorremmo anche nel tuo caso conoscerti meglio. Che cosa, non so, hai qualche hobby nella vita quartiero? Fumo. Cosa fumi? Sigarette, sigari, pipe. Ma sai che il fumo nuoce gravemente alla salute iscritto anche sui pacchetti stessi di sigarette? Sì, infatti, a me non sta bene sta cosa. Allora dico no, sulle fiancate delle automobili dovrebbero scrivere: gli incidenti automobilistici mirano più vittime di quegli aerei. Hai ragione Teodato, allora sulle fiancate degli aerei, se caschi di qui sono cazzi tuoi. Senti Gedeone, per quanto riguarda il tuo hobby, cosa fai con Fredo? Maniaco. Zaccaria è un maniaco. Va bene. Allora, essendo l'ultima telefonata della serata, noi vogliamo avvantaggiare il nostro simpatico Pier Nicolò facendogli delle domande in un campo in cui abbiamo capito Clodovado si sente abbastanza ferrato. Sei pronto, Vladimiro? Vai. E allora, dall'elenco telefonico di Palermo AL, ci dovresti dire il numero di telefono di Fatti Bene Nicolè. 21 87 11 38. Benissimo Utelio. Adesso dall'elenco telefonico di Milano MZ, il numero di telefono di ZM. 7 5 6 7 2 4. Ottimo Giacinto. Ora dall'elenco di Roma, questa volta globale AL MZ, il numero di telefono di Alehel Ebezer, che è uno riunione. Vai Edoardo che il tempo sta scorrendo inesorabile. No, l'ho chiamata una volta sola. Buttati Manfredi che il gong sta scoccando. 70 26 45 3 prenderà il 90 66 37 65. Un applauso per Eustachio! La risposta è esatta! Fantastico, Timoteo vince il nostro favoloso premio in palio, che nel frattempo è arrivato ad un esilio a Ermine e Catafalco, e non solo, perché essendo l'ultima telefonata vogliamo premiare il nostro simpaticissimo Vercingetorige con un premio aggiuntivo, un bel post di 8 metri per 48 con Romina Power che fa le cosacce al bagno insieme ai Tiro Mancino. Sei contento di questo poster? Che ci farai? È caduta la linea, vabbè, salutiamo Berengario, Ormini, Catafalco. Alla prossima puntata, grazie. Alla prossima puntata della nostra Lana Stacy Jones, grazie. Pronto? Sadur, bene stai? A casa sei?
Pronto? Scusate regia, abbiamo finito. Amici d'ascolto, stiamo assistendo a una simpatica interferenza dopo quella di Aimone. Saduro sei? No, questo è la Miss Furlan's Quick Show. No, veramente sbagliato numero. Oh, ma io la seguo sempre, signor Paro. Grazie. Beh, dato che ti sei collegato vorrei giocare anche se abbiamo finito, ma regia, possiamo fare un'eccezione? Sì, beh, mi dicono di sì, allora conosciamoci, ciao fortunatissimo amico, come ti chiami? Pinedo sono. Pinedo, bel nome. Senti, a sentire il tuo nome e la tua impressione, Pinedo, credo tu ci stia chiamando dalla Sardegna, è così? No, da Berlino chiamo. Come mai da Berlino, Pinedo? Sei in vacanza? No, qui lavoro e le pecore molto mi mancano. Mi dispiace. Comunque, dicevi che lavori a Berlino, cosa fai? I recepzionisti di un albergo faccio. E sei sposato, fidanzato, convivente, celibe, nubile, vedovo? No, fidanzato con una tedesca sono. Annelore si chiama. Poco ci capiamo, ma molto ci amiamo, io e lei. Siamo tutti contenti per te, simpaticissimo Pinedo. Beh, sperando che questa sia veramente l'ultima telefonata, noi ti vogliamo avvantaggiare anche a te con delle domande di un campo in cui abbiamo capito tu ti senti ben ferrato, e cioè la pastorizia. Sei pronto? Eia. E allora la prima domanda: qual è la produzione di sgocciolamento a mano in millilitri di latte ovino di una pecora adulta al mattino? E 66. Bravissimo Pinedo, attenzione. Quali sono i due diversi tipi di morfologia mammaria delle pecore? Sarda e israeliana. Complimenti Pinedo, ora l'ultima domanda. Concentra. E concentrato sono. Qual è il tempo massimo di emissione lattiera in secondi da una pecora razza sarda in rapporto all'energia cinetica media? Rifletti attentamente Pinedo. Vai Pinedo che mancano pochi secondi. E 84. Esatto, un applauso a Pinedo. E Pinedo si aggiudica ex equo al nostro favoloso premio, un esilio a Canicattì in compagnia di Erminia Catafalco e Liutprando, e vogliamo premiare anche te con un premio aggiuntivo, un favoloso post di 8 metri per 48 con i ricchi e poveri che fanno le cosacce in soggiorno insieme ai Negramaro. Che ci farai di questo poster, Pinedo? È caduta la linea, vabbè, salutiamo Pinedo, Erminia Catafalco, Ronco, arrivederci alla prossima puntata del Miss Furlan's Quick Show.
particolare, ma mi sembra anche piacevole dalle vostre risate, della vostra partecipazione. Noi vi ringraziamo e che dire, alla prossima, buonasera. Voglio ringraziare intanto Angela e Emanuele per averci invitato, è stata una buona sfida farlo così all'aperto per noi, per loro, per tutti. È stato comunque un buon successo, credo, dai vostri applausi, della vostra presenza, quindi siamo molto felici, ma voglio ringraziare soprattutto